Bentrovati carissimi amici avventurosi, in questa bellissima giornata soleggiata vi voglio portare nella Val Seisera. Sono sul Wild Track, un percorso molto semplice, adatto praticamente anche alle famiglie, e che si snoda tra questi abeti tra le montagne delle Alpi Giulie, e seppur facile è veramente fantastico e lo consiglio a tutti, anche magari a più esperti che potrebbero pensare che è una cosa un po' più semplice, perché dal punto di vista del panorama ripaga tantissimo. E poi in realtà ho voluto scegliere questa escursione così semplice per due motivi. Il primo principale è che, non avendo io esperienze alpinistiche, oggi sono da solo e non mi sono voluto andare a cercare particolari escursioni che avrebbero potuto causarmi problemi. Due, che in questi periodi, questi giorni, c'è un'allerta valanghe molto alta, quindi andarsi a infilare in zone con pendenze rilevanti potrebbe essere molto pericoloso. Quindi niente, seguitemi che vi faccio vedere questo bellissimo tracciato, e non dimenticatevi anche di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così da rimanere aggiornati su tutti i futuri video, e commentate, perché sono veramente curioso di sapere le vostre impressioni al riguardo. Ci vediamo più avanti. Allora, poi vi devo raccontare questa, perché oggi è martedì. Il weekend passato sarei dovuto venire qui di sabato. Mi ero organizzato per venire di sabato perché comunque, insomma, a fine settimana si è un po' più liberi. Ma cos'è successo? Che tra l'altro poi, primo weekend di sole dopo il lockdown e dopo weekend con pioggia, tempeste, insomma. E ero contentissimo che quest'ultimo weekend le previsioni erano ottimissime. Allora cosa succede? Venerdì sera vado a prendere la macchina per andare a fare spesa, e premetto che era quasi un mese che non la prendevo, perché sto in una zona molto centrale di Trieste, quindi mi muovo prevalentemente a piedi, però giusto quando devo fare la spesa grossa prendo la macchina per comodità. Insomma, venerdì sera vado a prendere la macchina, una via dietro casa non la trovavo. Dico, ci saremmo dimenticati magari dove l'abbiamo parcheggiata, perché essendo passato così tanto tempo abbiamo memoria di averla parcheggiata da una parte, mentre invece l'abbiamo parcheggiata da tutt'altra parte. Beh, morale della favola, dopo oltre un'ora che cercavo la macchina, cercavo di attivare il GPS nella macchina per rintracciarla e quant'altro, scopro che me l'hanno rimossa e non capivo il motivo. Poi ho scoperto in seguito, insomma, che c'erano dei lavori provvisori e ovviamente, non controllando la macchina periodicamente, me l'hanno poi dovuta rimuovere. Quindi ecco, una cosa che sicuramente mi è servita da monito per controllare periodicamente la macchina. Insomma, mi è saltato tutto il weekend di solo, sono dovuto rimanere a Trieste, anche se poi comunque ho girato là, che è sempre bello. E tra l'altro poi domenica, che era San Valentino, avevo organizzato
un pranzo in un castello a Civitale del Friuli, che poi io e il romanticismo siamo due cose completamente opposte, quindi una volta che organizzo una cosa per Marta è saltato tutto. E vabbè, insomma, è andato così, la macchina stava al deposito da 15 giorni, non vi dico quanto ci è costato perché mi ha preso un colpo, però vabbè, l'importante insomma è che oggi sono comunque riuscito a organizzarmi per venire, perché non potevo assolutamente perdermi queste giornate così soleggiate. Ma quanto caspita è bello camminare così nel silenzio tra questi abeti e la neve, con il sentiero tutto battuto, non c'è neanche bisogno di controllare continuamente la mappa, è ben segnalato, il sentiero ben battuto, quindi neanche c'è bisogno delle ciaspole, si può tranquillamente venire con solo gli scarponi, è veramente bello. A Civicchia sono entrato in questa parte della valle che è tutta ombrata e tutta insieme ho iniziato a sentire un freddo micidiale, il viso che pizzicava e sentivo il naso quasi che mi stava cadendo. Fortuna che avevo dietro con me questo passamontagna che prontamente mi sono messo. Tutta un'altra cosa. Wow. E non c'è niente da fare, il sole ti scalda fino a dentro al cuore. No, a parte gli scherzi, ora si sta davvero bene e siamo praticamente sotto al Gioff Montasio, e se nel punto prima di tornare indietro è ancora così battuto dal sole che ci tiene caldi, mi fermo per prepararmi un bel pasto caldo. Non vedo l'ora! Eccoci finalmente all'estremità del Wild Track. Da qui termina il percorso e poi si torna indietro. Siamo esattamente sotto al Gioff Montasio. Certo, così stiamo proprio contro sole e penso che si veda ben poco. Ora mi sono fermato qui di fianco sui margini del bosco, che voglio prepararmi un bel pasto caldo. Adesso vi faccio vedere cosa mi sono portato, perché non vedo l'ora di mangiarmelo. Volete sapere il mio super pasto segreto di oggi? Zuppa boscaiola della Knorr e fagioli. Torniamo indietro col turbo. Nella zuppa boscaiola ci sono cereali, zucca e funghi porcini. Solo dall'odore è pazzesca. Sono 500 millilitri e considerate che ha un valore energetico di 43 calorie per 100 millilitri di prodotto, quindi insomma è poco calorica, quindi se volete ricaricarvi dopo un lungo trekking forse non è il giusto pasto perché ha troppe poche calorie, ma sicuramente è molto gustosa.
Ci siamo, pronta, calda, bella fumante. E adesso ce la gustiamo tutta. E adesso fagioli. Questi fagioli. Certo non ci ho pensato a portarmi qualche spezia da metterci dentro. Fagiolini. Quando ti mangi un pasto così caldo in mezzo alla neve, senti comunque il freddo intorno e poi questo caldo che si divampa dall'interno. Un po' come i cavalieri dello zodiaco quando espandono il cosmo, no? Dragone! E ora è tempo di volare. E dopo avervi fatto vedere qualche paesaggio con l'occhio dell'aquila, facciamo ufficialmente il ritorno su un sentiero che non è lo stesso dell'andata, ma è praticamente parallelo, quindi anche se non è corretto dire che è un anello, la cosa che comunque ti fa passare da un'altra parte è positiva, soprattutto perché poi il senso di marcia è, diciamo, unico, quindi sia all'andata che al ritorno veramente difficilmente si trovano persone, ci si trova ad incrociarsi con altre persone, e giusto in qualche punto il sentiero si incrocia, ma sostanzialmente ecco, quasi sempre ti ritrovi quasi sempre piacevolmente in solitaria se non c'è tanta gente, E una cosa che mi piacerebbe comunicarvi, soprattutto perché comunque per me avere questo canale YouTube è anche per trasmettere le mie passioni e in un certo senso comunicare anche una corretta cultura della montagna e dell'outdoor. E quello che voglio comunicarvi oggi è che, ad esempio, quando prima mi sono accampato, tra virgolette accampato, perché insomma era abbastanza contenuto come accampamento, però quando mi sono organizzato per cucinarmi in quella porzione di bosco, quando sono andato via ho fatto in modo di non lasciare nessuna traccia, come se lì non ci fosse passato nessuno. Certo, la neve era smossa, però ad esempio non ho lasciato sporcizia, le cartacce, il contenitore, vabbè, che poi lì insomma, per quanto riguarda poi la sporcizia scendiamo già nell'educazione, però per quanto riguarda invece di lasciare il posto dove ci siamo fermati senza tracce, secondo me è proprio un concetto di una corretta cultura della montagna, che è un po' poi quello anche che trasmettono gli scout, no? Il no trace. Quindi mi raccomando, quando andate al di fuori delle vostre case, nei parchi, nelle montagne o nei boschi, ricordate sempre di lasciare tutto come l'avete trovato.
E anche questa è conclusa. Devo dire che si è mostrata molto più semplice di quella che mi aspettavo, e anche se generalmente a me piace fare cose un po' faticose che alla fine di tutto sento di essermela conquistata, questa mi ha regalato dei paesaggi e dei sensi di tranquillità, anche perché poi mi ha concesso del tempo per fare foto, video e pensare, liberare la testa e sentire tutte le sensazioni poi della natura, dal camminare dentro il bosco a quando esce e c'è il sole che ti travolge. Insomma, ve la consiglio vivamente, anche come ho detto all'inizio, per le famiglie. Se avete bambini potete tranquillamente cimentarvi in questo trekking, anche perché poi qualora tutto l'itinerario dovesse presentarsi pesante, ma che veramente non ci sono dislivelli, quindi non dovrebbero esserci problemi, comunque potete farla anche a metà, tre quarti, perché dove arrivate mettete il punto e tornate indietro. Detto questo, miei cari avventurosi, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video e commentatemi per farmi sapere le vostre considerazioni su questo video.